credo che tutti gli occhi del mondo si appuntino su questo capolavoro di Donatello così rappresentativo. Qualche settimana fa è già stato smontato il monumento, è già stato portato in ricovero. Ci piace utilizzare queste immagini in scuderie in attesa appunto del progetto di restauro e poi del lavoro vero e proprio di conservazione di quest'opera così rappresentativa. Eccolo il Gattamelata in scuderia. Dopo lo spettacolare volo sul sagrato della Basilica del Santo a Padova, il cavaliere e il suo cavallo attendono il restauro all'ex Museo Civico Boito. Ora si aspetta il progetto definitivo che verrà redatto nei prossimi mesi e da lì si capirà se tornerà in piazza o resterà in museo. Il monumento è composto tanto della parte bronzea, la più illustre, quella più attenzionata, ma anche della parte lapidea, del basamento con i rilievi scultorei, che peraltro è quello che porta la firma di Donatello, e il destino naturalmente dovrà essere concepito in maniera unitaria. Molto dipenderà anche dalle condizioni del basamento. Durante lo spostamento i tecnici avevano installato dei sensori per cogliere le possibili problematiche che avrebbero potuto crearsi all'opera di Donatello, problemi che non sono stati riscontrati. I sensori applicati dagli ingegneri che hanno collaborato, perché era una grande squadra ovviamente, hanno misurato dei movimenti infinitesimali e quindi questo non solo nel momento del calo a terra, ma durante tutta la movimentazione. Quindi questo ci è servito a vedere quello che stavamo facendo, perché la rilevazione era in diretta, quindi abbiamo potuto constatare che non abbiamo fatto strappi, tiri, forzature e soprattutto quando poi il cavallo si è riappoggiato nella stessa posizione, nella stessa modalità dell'assemblaggio.